Una buonasera cari telespettatori. La trasmissione Lo Scrigno inizia da qui, dall'interno del Duomo di Udine. Alla mia destra c'è, come da tradizione, allestito il presepe, che è un evento che si ripete oramai da decenni. Fra poco andremo dalle due persone principali che hanno messo mano proprio per allestirlo. Alla mia sinistra invece c'è Monsignor Luciano Nobile, che ci spiegherà un po' che significato ha quest'anno l'allestimento presepiale. Buonasera Monsignore. Buonasera, un saluto a tutti. Allora, dobbiamo anche ricordare che lei è un volto noto, anche perché ogni domenica la vediamo su Telefriuli a celebrare la messa proprio dalla cattedrale. Sì, anche perché mi conoscono in vari paesi che ho visitato nella mia vita pastorale, per cui mando un saluto soprattutto a quelli che ogni domenica partecipano alla Santa Messa, specialmente malati e anziani, e mi conoscono. Un saluto a tutti. Senta, il presepe di fatto vince qualsiasi battaglia, anche quella contro il Covid. Ricordo che in maniera anche ironica hanno proprio a Napoli, dove si producono tanti presepi, ci sono stati anche i re magi che avevano il Green Pass. È giusto anche un po' sdrammatizzare, no? Certamente, io credo che il presepio, anche specialmente nel tempo di pandemia, possa essere così un luogo e un momento di incoraggiamento, di pace, di serenità e di conforto per tutti noi. Ecco, guardando a questo allestimento, ce lo può un po' commentare? Sì, io cerco di interpretare sempre quello che i due artisti, Mirella Canciani e Lorenzo Chiavone, con la loro fantasia e arte presentano tutti gli anni, e tutti gli anni sempre uno diverso dall'altro. C'è una decina d'anni che loro si interessano veramente con amore e anche con grande dispendio di tempo, naturalmente, e gratuitamente, presentano questo presepio, il presepio alla cattedrale. E viene visitato da tante persone, non soltanto la domenica, ma anche durante il giorno, nei giorni feriali. Ecco, io ho interpretato in questa maniera. Voi vedete che subito si incontra, la Sacra Famiglia, Gesù Bambino al centro naturalmente del presepio. E sullo sfondo noi vediamo, un mondo così precario, di povertà, anche l'albero che è stecchito. Dice il mondo che è vecchio. E il mondo nuovo, diciamo, entra dentro il nostro tempo attraverso il Cristo Signore, che porta il mondo nuovo del suo regno di pace, di giustizia, di serenità. È il Cristo Signore. Allora sono queste due parti, diciamo, l'una che è nella precarietà, per quanto riguarda l'umanità, e l'altra è la ricchezza così spirituale del regno di Dio. E infatti è simboleggiato anche questo dall'albero così verde, che fa contrasto con quello stecchito, e dice la vita, e richiama forse in qualche maniera anche l'albero dell'Eden, della vita, della conoscenza, perché Cristo Signore è la nostra vita e ci fa conoscere il volto misericordioso del Padre. Ecco, Monsignore, a un bambino come si può spiegare? Queste sono tutte statue che hanno il loro ruolo, il loro simbolo. Senz'altro, i bambini, quando l'abbiamo inaugurato, sono venuti tutti qui attorno al presepio e restano sempre estasiati i bambini davanti a questo grande mistero, come dovremmo essere estasiati anche noi, perché i bambini penso che si ravvisino proprio nel bambino Gesù, si vedono anche loro stessi al centro, della famiglia, e penso che sia un momento bello, gioioso anche per loro. Da piccolo, io è una domanda che rivolgo molto volentieri a tutte le persone che in questo periodo incontro per la realizzazione del nostro benamato Scrigno. Lei che ricordi ha di quando magari mamma e papà l'accompagnavano nell'allestimento del presepe? Sì, intanto andavamo a prendere il muschio, nei campi, specialmente con un mio fratello più grande di me. E dopo si preparava già per tempo il presepio, però in quella volta non avevamo le statuine. E allora si ritagliavano da qualche giornale, si ritagliavano le statuine, eccetera, di cartone naturalmente, si incollavano appunto sul cartone con la colla di farina, farina di flor, poi si metteva un sostegno, dietro, e si preparava così il presepio. Quando poi siamo riusciti a mettere vicino i risparmi
e per comprare una statuina, ecco, in gesso, come erano una volta, è stata una grande festa. E siccome noi non potevamo venire a Udine, no? Avevamo detto a un nostro compagno che veniva a scuola a Udine, più grande di me, che si comprasse, ecco, una statuina del presepio, e quando è arrivato con la corriera alla sera alle 7, ecco, eravamo tutti in piazza a aspettare questa statuina, era per noi un grande regalo. Senta, Monsignore, allora mi ripresenta loro i due artisti, sono? Ecco, allora Mirella Canciani, Sì. lei fa è veterinista, e poi c'è Lorenzo Chiavone, che è pensionato adesso ma è sempre in attività. Allora, io comincio da Mirella Canciani, alla quale chiedo un po' quanto c'è di suo in questo allestimento. Mi piace dire che non c'è di suo né di mio, c'è di nostro. Noi lavoriamo ormai da 9 anni e abbiamo avuto sempre il piacere di incontrarci e scontrarci, ma poi venirne fuori comunque come una squadra. Lorenzo è una persona magica perché riesce a entrare nella mia testa, che non è così facile, capire quello che a me farebbe piacere fare e poi farla, non è cosa da poco. Lui è bravissimo nel suo, ma forse ha bisogno di chi guidi una storia. Ecco, senta, che storia avete raccontato qui? Beh, adesso devo ripetere quello che... Se deve ripetere, non ripetiamo, ma però allora le chiedo qual è la prima pietra che avete posato per l'allestimento? Come viene allestito? Sì, allora si parte dal focus principale che è Gesù bambino con la sua mamma, poi diamo importanza a San Giuseppe, che è comunque una figura importante, ma lo mettiamo un momentino in secondo piano. Quest'anno abbiamo proprio voluto che qualunque persona entrasse in Duomo arrivasse a Gesù, perché abbiamo bisogno di sperare, abbiamo bisogno di credere. Una difficoltà che abbiamo incontrato e che incontriamo ogni anno è quella che dobbiamo giocare sul colore. Le statue hanno questo colore e noi non possiamo, per il resto, per le ambientazioni, usarne altri di più forti, perché allora i personaggi verrebbero così ad essere messi su un altro piano e ce la giochiamo, diciamo, come in squadra, così, usando le cortecce perché hanno un marrone più chiaro, il muschio addirittura usiamo il muschio fresco che è verde, quello più vecchio, invecchiato che è paglierino e così via. E ci pare poi anche con l'apporto delle luci, che sono le pennellate di colore su un quadro, e ci pare di riuscire comunque a centrare ed arrivare a quello che il tema ci propone. Senta, io le chiedo un'autorizzazione, la chiedo a lei, al suo collega e ovviamente anche al Monsignore, se possiamo mostrare Gesù Bambino. Posso scoprirlo? Sicuramente. Allora, Che numero ha di piede lei? Io ho il 42, signora. Allora io ho il 41, vado io? Va lei? Ah sì, perché così se no calpesti... perfetto, la signora è particolarmente gelosa di questo presepe e fa bene, eccolo qui, questo è Gesù Bambino. Allora, mi ripete il nome del suo collega? Lorenzo. Lorenzo. Chiavone. Ecco, allora Lorenzo, chi è che comanda qui? Lei o la... Io. Vorrei che Bacci mostrasse questo alla mia domanda, Paolo, se ti giri da questa parte così alla domanda, ma scusa Nicola, chi è che comanda? Chi è? Scusami. Io, ma se vera? No, è giusto come si è espressa prima, collaboriamo da diversissimi anni, non soltanto adesso per la realizzazione di questi presepi, ma anche per il lavoro prima. Mirella è una persona col suo carattere, io sono con il mio, forse ci contrastiamo, ma da questo contrasto nasce una produttività positiva che riusciamo a trovare un aspetto che è giovevole per la realizzazione di quello che stiamo facendo. Senta, che pensieri si fanno quando si fa questo tipo di lavoro? Qualcuno ci dice ma avete
non abbiamo nessuna presunzione di essere... la nostra gratificazione comunque è qual è? Quella che arrivano dentro delle persone, guardano e si sentono, come dire, hanno delle emozioni particolari che riguardano la natività, non l'aspetto anche l'aspetto del presepe, perché chiaramente se è fatto in una certa maniera dà delle emozioni giuste. Poi ci sono i bambini che guardano e vedono con più attenzione, guardano con più attenzione degli adulti e che danno anche l'input. Hai visto da questa? Hai visto quello? Senta, posso chiedere, c'è qualcosa che si vede da qui e che è apprezzabile? Che cosa si vede da qua? Questo è quel famoso angelo, che è una statua di grandissimo pregio perché è stata fatta da questi tagliatori atesini, gardenesi. In alto a destra la vediamo illuminata. Ed è una statua molto bella, però di difficile collocazione per fare l'ambientazione giusta. L'anno scorso era questa qui, poi un nostro carissimo amico ha detto potrebbe essere che quest'anno lo mettete lassù, e difatti quella per noi è stata la valenza giusta, perché è quello che annuncia, quindi è in una posizione che è più concreta che non messa qui in sovrapposizione a queste statue di questo presepio. Bene, l'abbiamo spiegata molto bene, vedete che di fatto l'attenzione si concentra sul presepe, ma guardiamo verso la destra, vediamo quell'angelo che annuncia qualcosa di importante, di fondamentale per l'umanità. Noi adesso ringraziamo Monsignor Nobile e questi due artisti, vi auguriamo ovviamente un buon Natale e un felice anno nuovo, e sono sicuro che sarà sicuramente migliore del 2021, perché basta poco veramente perché sia migliore. Noi adesso andiamo in pubblicità e riprendiamo da un altro luogo piuttosto magico, dove l'associazione regionale delle Pro Loco ha costruito qualcosa di veramente curioso. Come promesso, eccoci nella chiesa di Sant'Antonio Abate, siamo in piazza Patriarcato a Udine. Qui diciamo questa è la culla di 50 rappresentazioni presepiali, ma anche di altri pezzi d'arte, e vorrei iniziare con Gianni Borta, che ci spiega la sua creatura. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Io intendo, genericamente intendo la mia pittura come una nuova scrittura, no? Che concepisce di solito il quadro senza alto né basso, dove prevale il gesto, il segno e la materia. Qui naturalmente ho voluto onorare questa mostra con un quadro a tema, un quadro che, perché l'artista un po' interpreta anche il proprio tempo. E ricordo che allora passava nella nostra nazione una cometa, la cometa Halley. Allora, oltre a fare un tema classico sulla natività, anche per essere in tema con la mostra, ho sostituito gli angeli con questa cometa, in cui sono i miei colori, per dare una specie di input all'opera. Pertanto un'opera che si rifà di facile lettura, perché si rifà anche a un classico della pittura, questa natività che porta luce, che porta speranza, e noi la possiamo interpretare anche come una nuova luce, soprattutto in questi momenti che stiamo passando, no? Di non lasciarsi prendere dallo sconforto, ma avere questa positività in ciò che si fa. E io penso che quest'opera abbia l'atmosfera di allora, cioè un tema classico però con delle innovazioni nella mia materia, nella mia pittura, che sono logico. Senti, che tecnica è stata utilizzata, Gianni? Questo è un classico olio su tela, dove prevalgono anche i miei colori, il mio famoso blu oltremare, no? E soprattutto
io adesso lo stavo osservando, perché un conto vederlo in studio, un conto magari durante un'esposizione, sono due momenti diversi, e trovo un misticismo, un atto mistico, e soprattutto sono contento nell'occasione che qui abbiamo il sindaco, no? Fontanini, no? Che è rimasto favorevolmente, no? E che io gli ho detto è un privilegio anche quando, voglio aprire questo il concetto, quando un quadro comunica, quando riesci a parlare alla gente, no? Con un linguaggio anche quello naturale della bella pittura, del segno, gesto, materia, che caratterizza le mie opere. Ecco Gianni, abbiamo intorno tanti presepi. Che Natale è per Gianni Borta? Beh, un Natale sempre votato alla speranza. Io conosco questa mostra perché si faceva a Passariano, nella parte esterna della struttura lì di Passariano. Pertanto una mostra che ha io mi ricordo che ho portato una volta dei disegni sulla Natività, ma parlo di, non so, 20 anni fa. Pertanto questa mostra adesso viene a Udine e penso che sia anche per la città motivo di interesse, perché si sposano anche, penso, due mondi, no? C'è quello artistico, perché ricordiamo che la pittura, dipingere non è ritrarre, ma è anche trasformare ciò che si vede, no? E l'artista trasforma. E qui notiamo anche un connubio con una specie di arte artigianale anche, cioè due mondi che vivono di solito separati, ma che in questo caso convivono e sono assieme. Senti, e il presepe a casa tua com'è? Ma il presepe lo fa adesso mia moglie, ma io ho ricordi lontani quando l'albero di Natale era una cosa rarissima, era gli alberi coi mandarini, qualcuno che a una certa età se li ricorderà. Il presepe invece era il fiore all'occhiello delle case. Io ho vinto anche dei diversi premi presso la parrocchia San Marco che organizzava questi concorsi del presepio. Pertanto quando sento il presepio è un ricordo del passato, un ricordo quando si era giovani. E noi l'importante è anche conservare questo mondo che abbiamo vissuto, perché è la memoria. Ed è importante perché ti dà luce e anche ottimismo per ciò che verrà, specie in questi momenti, purtroppo. Allora, io ringrazio l'artista Gianni Borta. Noi adesso ci fermiamo e fra poco incontriamo il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che sono sicuro avrà anche degli aneddoti che ci portano indietro nella sua infanzia. Ed eccoci qui, vi avevo promesso appunto il sindaco Pietro Fontanini, siamo all'interno di questo allestimento voluto, organizzato dall'UMPLI e quindi l'Associazione Regionale delle Pro Loco. Poi chiederemo a Walter Pezzarini, il presidente, questo spostamento da il capoluogo del Medio Friuli alla sua frazione, ovvero sia Passariano, nella chiesa appunto di Sant'Antonio, che è sfiorata dal Conservatorio Tomadini. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. Beh, sono contentissimo che la Pro Loco della nostra regione abbiano portato qui nel centro di Udine questa bellissima mostra sui presepi. È una mostra fatta dai nostri artisti, degli artisti che operano nel nostro Friuli in particolare, e quindi sono veramente felice di vedere queste interpretazioni attuali del mistero del presepio, della natività, di un momento importante perché fa parte della storia della cultura friulana. Il presepio è veramente uno degli elementi su cui tutti ci siamo cimentati e che appartiene alla storia un po' delle nostre tradizioni. Ecco, appunto tradizioni, io e lei ci eravamo incontrati a Santa Caterina e siamo andati un po' indietro nel tempo per raccontare Fontanini e le giostre. Allora, la prima domanda che le rivolgo è Fontanini e il presepe da piccolo. Sì, il presepe da piccolo ne ho fatti tanti e il mio problema era sempre far girare l'acqua che doveva scendere dalla montagna, attraversare una ruota per far vedere che c'era il mulino e poi andare in un laghetto e poi scomparire. E lì erano problemi idraulici.
perché non teneva mai e qualche volta si allagavo mezza stanza e mia mamma si arrabbiava perché diceva no, non sei capace, non fare più l'acqua, fai solo un presepe senza, col muschio, con tutto qualcosa che vuoi, ma non mettere l'acqua. E io invece insistevo sempre perché mi piaceva questa cosa dinamica di vedere muovere le ruote, muovere le pale di questo mulino. Quindi ecco, questo è il mio ricordo forte. Poi si andava a prendere il muschio nel bosco, faceva molto freddo, si trovava il muschio attaccato alle cortecce degli alberi, insomma era tutta un'operazione molto molto bella e la preparazione forse era il momento più gioioso rispetto poi a quanto si realizzava. Ecco, e Fontanini poi è riuscito, cioè nell'operazione idraulica? Qualche volta riuscivo, qualche volta purtroppo andava a finirla male, ma insomma gran parte dei casi ce l'ho fatta, però ho avuto anche questi incidenti di percorso. Ecco, a casa sua invece chi è che sua moglie che allestisce il presepe? Adesso, per dire il vero, prendiamo dei presepi già realizzati, non abbiamo il tempo di fare il presepe, questo è un po' la mancanza di tempo che tutti noi abbiamo, di potersi fermare e fare qualcosa che ci impiega per un paio d'ore e quindi scelgo di prendere dei presepi già realizzati, magari di qualche bravo artista e metterli insomma in esposizione nella mia casa. Ha usato il termine mistero del presepe, il presepe famiglia. Sì, famiglia perché padre, madre e figlio, cioè le cose che non sembrano siano più tanto di attualità. Noi abbiamo avuto un grosso dibattito adesso in Consiglio Comunale perché abbiamo detto che siamo per la famiglia naturale. Qualcuno si offende quando diciamo queste cose, io non riesco a capire perché non possiamo continuare a dire che la famiglia è fatta da un padre e da una madre e poi speriamo che arrivino anche i figli. Gesù Cristo è arrivato e ha lietato quella famiglia. Ecco, quindi secondo lei il valore della famiglia è un po' in pericolo? È in pericolo soprattutto, io dico anche qui nella nostra regione, sotto l'aspetto della denatalità. Ci sono pochi bambini che nascono e questo è un problema molto serio che nei prossimi anni diventerà drammatico perché in pratica non c'è continuità della nostra gente, delle nostre famiglie. Dobbiamo aiutare di più soprattutto le donne ad avere in pratica il tempo, le risorse per poter fare anche dei figli. E dalla politica quindi non ha fatto abbastanza? Secondo me no, ancora non abbiamo fatto abbastanza, il problema permane, bisogna fare uno sforzo perché ci sono altri popoli che arrivano, ad esempio qui nel nostro Friuli, vediamo gente che arriva dall'Africa o dall'Asia, che hanno 3-4 figli per coppia, noi invece scarsamente arriviamo a uno. Che Natale sarà per Fontanini? Ma come sempre è un Natale insomma in famiglia, ci troviamo, mio figlio arriva da Milano e quindi c'è l'incontro come avviene per tante famiglie in cui ci riuniamo, si riuniscono tutti i parenti insomma. Ma sulla tavola del sindaco che cosa non può mancare dal punto di vista gastronomico? Beh, il panettone perché io sono legato a questo dolce che mi piace moltissimo e ogni anno assaggio un po' di diversi panettoni, adesso vanno forte quelli che arrivano dalla Sicilia. Dà la sua benedizione al panettone farcito o è uvetta e canditi? Io sono per l'uvetta e i canditi. E sotto l'albero cosa si aspetta di trovare? Beh, sotto l'albero ci sono i soliti regali, insomma i regali che ci facciamo. Quest'anno, voglio dire, torniamo tutti bambini, che cosa si aspetta se non... Ma quest'anno, lo dicevo anche l'anno scorso, me lo torno a dire ancora, uscire da questa pandemia, da questo problemaccio che abbiamo, che ci impedisce di avere una vita più serena, più normale. Dobbiamo stare attenti. Purtroppo tante persone si ammalano e è una situazione ancora difficile. Allora, io ringrazio il sindaco di Udine Pietro Fontanini, adesso andiamo in pubblicità e poi ritorniamo. Voglio lanciarvi un contributo che arriva da Monfalcone per un'iniziativa che porta dritto dritto al supporto del pronto soccorso pediatrico.
Ed eccoci qui, terza frazione dello Scrigno in piena atmosfera natalizia. Probabilmente il nostro Paolo Bassi avrà qualche ispirazione da questa esposizione di presepi. Sono più di 50, siamo nella chiesa di Sant'Antonio Abate a Udine, siamo veramente a 2 passi dal centro. Stacchiamo un attimo dall'argomento e questo per annunciarvi che il 22 di dicembre alle 20:30 al Teatro Comunale di Monfalcone si terrà Monfalcone Talent Show con ospiti Margherita Pettarin, Martina Gergolette, Alessio Fontanotte e con la presentazione di Elisa Michelutte. Il ricavato sarà devoluto al progetto di acquisto di strumentazione per il pronto soccorso pediatrico monfalconese in collaborazione con la società Solidarietà e Vita. Ma sentiamo il vicepresidente Stefano Ambrosini. Buonasera a tutti, grazie a Telefriuli, a Daniele Paroni per avermi dato questa opportunità anche in questa occasione. Ciao a tutti, sono Alyosha della World Music School. E volevo invitarvi il 22 di dicembre 2021 al Teatro di Monfalcone A sentire i 12 ragazzi che hanno preparato 12 brani assieme a noi per presentarsi a questo talent show. con ospite Leo Gasman, e il ricavato di questa manifestazione andrà a favore del progetto del pronto soccorso pediatrico. Vi aspetto numerosi e una bella serata di musica e di divertimento. Buon Natale a tutti! Ed eccolo, è uno dei artisti che di fatto espongono qui a Udine, nella chiesa di Sant'Antonio Abate. Spessot Silvano è alla mia destra, è un tipo che probabilmente ama l'arte ma si imbarazza un po' davanti alla telecamera, ma io cercherò di metterla a suo agio. Facciamo una chiacchierata perché dobbiamo parlare di qualcosa di importante che è esposto e che porta la sua firma. Vabbè, sì, io qui ho portato un quadro, cioè un quadro, una stella, ma diciamo ho portato il quadro bianco perché l'ho dedicato alla Natività. Mi sembra che il bianco mi ricorda un po' il Natale, mi ricorda l'inverno, mi ricorda la neve. E ho messo queste figure all'interno dove c'è, che rappresenta Giuseppe e Maria e tutta questa gente, questi pastori che vanno incontro a loro. Insomma, questo è un po' il mio obiettivo. E queste piccole gocce di colore rosso sono le stelline che ricordano un po' le festività. Ecco. Poi invece nella stella, quella lunga, è stesso discorso, dove sempre lì intervengo sempre con dei colori bianchi e argentati che mi ricorda sempre le feste natalizie. Senta, Spessot, lei non è originario di Rodeano? No, sono nativo di Cormons, ma vivo già da una trentina d'anni, 25 anni a Riva d'Arcano. Anche perché il cognome Spessot non è proprio della Collinare, no? No. Ecco, intanto le chiedo, l'ho chiesto prima a Gianni Borta, la sua tecnica. Ma la mia tecnica è praticamente adopero dei collanti, diciamo colla di piastrelle esattamente, su tela, e creo questi spessori per poi passare a diversi passaggi di colori, insomma, per riuscire ad avere le trasparenze su queste materie. Ecco. Questa è una passione, è una professione. È una professione, sono più di 30 anni che ho la partita IVA come artista. Chi è il suo maestro? Chi è stato? Io. Quindi è un autodidatta? Autodidatta, sì, sì. Il mio maestro è stato, diciamo, l'unico professore che ho avuto nelle scuole medie, inferiori naturalmente, che era il professor Marizza, che purtroppo è da tanti anni ormai che non c'è più. Ecco, il materiale che viene utilizzato, lei usa sempre questo materiale? No, adopero sia il ferro, ho fatto sculture in vetro a Murano, mi piace sperimentare diversi tipi di materia. Le sue opere dove sono arrivate? Ma io ho fatto mostre in tutta Europa e sono in diverse parti, in diverse collezioni che neanche io non mi ricordo, insomma, ce ne sono parecchie. Ecco. E poi nella Rodiano Basso dove vivo mi hanno ospitato in una villa d'epoca dove è una mostra permanente che sono circa 100 opere esposte. Senta, ma il Natale la ispira o la distrae, artisticamente parlando? No, ma mi ispira perché io vado nel mio studio, vivo nel mio mondo e vivo nel mondo proprio anche natalizio. E com'è il suo mondo? Insomma, il mio mondo è un po' immergersi dentro. Io cioè, mi metto davanti a una tela e sogno. Sogno, sì. Il sogno poi si concretizza. Sogno, esatto, sì. Ma lei crea più volentieri di giorno o di notte? No, di giorno. Quando ero più giovane lavoravo la sera, sul tardi, invece adesso mi piace lavorare già al mattino presto. Lavoro come un operaio quasi, inizio al mattino presto alle 7 e finisco alle 7-8 di sera. Senta, come immagina Gesù Bambino? Gesù Bambino durante la pandemia, com'è? Non saprei rispondere, non ho idea
di com'è questo Gesù Bambino nella pandemia. È una cosa brutta la pandemia, perciò non voglio pensarci. Allora, io ringrazio il signor Spessot, quindi questa è una delle opere. Scusi, vedo del rosso, no? Che quindi ha un tocco natalizio. Ricorda appunto, esatto, le stelline di Natale che vediamo, queste lampadine, queste cose, e le vedo dentro lì. Buon Natale. Grazie altrettanto a voi. Allora, ringraziamo questo artista. Io intanto cambio per un attimo argomento e vi mostreremo durante queste puntate rigorosamente dal tratto natalizio gli eventi che si svolgono in giro per la regione. Prima abbiamo parlato della attività di solidarietà a Monfalcone. Adesso vi voglio, con l'ausilio anche delle immagini che la Annalisa Balandini, presidente della Proloco di Buia, ma anche vicepresidente dell'Associazione regionale delle Proloco, ci ha fatto pervenire proprio da Buia. Il 6 dicembre è arrivato San Nicolò accompagnato dalle bande musicali di Buia. L'8 dicembre dalle 10 sono stati allestiti dei mercatini di Natale preparati dai bambini e dai genitori delle scuole di infanzia primarie e secondarie di primo grado e da numerose associazioni di volontariato in piazza Santo Stefano. C'è stata poi l'inaugurazione del presepe preparato interamente dai volontari della Pro Buia, impreziosito con gli addobbi preparati dagli stessi bambini delle primarie, che in mancanza della presenza fisica per i motivi sanitari ben noti non hanno fatto mancare il loro messaggio di speranza all'intera comunità, consegnandoci un nuvolo di angioletti colorati da appendere sopra il presepe. La serata è stata allietata dalle musiche della banda filarmonica di Madonna, assaporando vin brûlé e tè caldo assieme a tanti dolci natalizi. Il 18 dicembre poi la piazzetta adiacente al bar centrale di Santo Stefano di fatto ha visto l'inaugurazione della mostra collettiva 50 sfumature di bianco a cura degli artisti di Buia per Buia presso i locali mostra in via Santo Stefano. E ancora ricordo che il 1° di gennaio ci sarà nella loggia del comune di Santo Stefano il tradizionale scambio augurale di buon anno assieme all'amministrazione comunale e alle bande musicali che poi brinderà assieme per il buon auspicio al 2022. Quindi lo staff, sono tutte iniziative firmate dallo staff della Pro Buia guidata da Annalisa Ballandini. Allora, in attesa di incontrare il maestro presepista Claudio De Lucchi, andiamo da questa signora che di fatto... Buonasera signora, ma lei che cosa fa qua? Che vaga come una stella cometa? Siccome dite un sacco di cose molto interessanti e importanti perché siamo a Natale, io sono in ascolto. Lei è in ascolto? Ma lei che cosa fa qua? Questa. Lei è quella che ha creato... Esatto. Lei come si chiama? Io sono Alessandra Spizzo. Allora, Spizzo, con questo cognome particolarmente friulano e grintoso, vede Bassi come una calamita si è già scaraventato sulle opere della Spizzo, che verremo a trovare fra pochi istanti, e vedete che qui ognuno ha dato spazio alla sua creatività, utilizzando le superfici tra le più disparate, e c'è questo bambino che evidentemente dorme ai piedi, adesso faccio anche il poeta Spizzo, ai piedi delle opere della signora Spizzo, che è un po' la madre di queste opere d'arte, caro Paolo Bassi. E noi adesso ci spostiamo, giriamo di 180 gradi, perché per noi il mondo, mi permetta la battuta, non è piatto ma è tondo, alla faccia di chi dice che il mondo è piatto, per me continua a essere tondo. Andiamo da il buon maestro presepista che ci sta aspettando. L'anno scorso l'avevamo conosciuto presso la sua abitazione con altri allievi, e quindi noi adesso andremo a trovarlo, è Claudio De Lucchi, che ci spiegherà l'origine delle sue opere, come sono state costruite e se rispetto all'anno 2020 c'è qualcosa di nuovo nella sua abitazione. Ben ritrovati intanto. La mia abitazione, no, non c'è niente di nuovo perché lo scorso anno sono stato fermo, così anche per quanto riguarda i corsi fatti a Villa Manin. Quest'anno ci siamo trasferiti qui a Udine e Villa Manin ha voluto omaggiare la scuola tra virgolette, insomma i corsi che stiamo facendo, con 3 opere dei corsisti più il modellino base, che questo è un mio lavoro, per cui siamo partiti da questo
e sono questi conclusi dagli allievi. Ecco. Questi sono 3 lavori dei 43 partecipanti in 4 corsi. Senti, sono tanti. Allora, siamo iniziati abbastanza male perché il primo corso eravamo solo in 7. Invece le altre scuole erano 13 partecipanti alla volta. Il secondo, il terzo e il quarto l'abbiamo fatto nel 2020, per cui eravamo già in piena pandemia e abbiamo fatto, si vede anche le fotografie, però siamo riusciti a farlo, insomma, no? Siamo partiti in sordina, però adesso le richieste ci sono. Il prossimo anno abbiamo altri 2 corsi in programma, uno dopo Pasqua e l'altro penso a settembre, con l'avanzamento dei corsi, perché questi sono fatti come base, cioè queste sono l'ABC proprio delle nuove tecniche presepistiche. Il secondo invece che faremo sarà un corso di avanzamento con una tipologia diversa, cioè faremo dei presepi popolari. Questi invece sono palestinesi. Sono palestinesi. Claudio, dobbiamo spiegare intanto i materiali. Io vorrei menzionare questi artisti che sono Mario Ciarlini di Campoformido con questo presepe palestinese, Vittorino Sabotto di Udine in quella lontana notte a Betlemme, e poi ce n'è ancora uno che è quello di Patrizia Sabotto, una nuova passione, il presepe storico. Anche qui stiamo parlando di una presepista udinese. Sì, questi qui poi sono padre e figlia, che abbiamo già fatto lo scorso anno la conoscenza, che avevano poi appena finito il corso. Allora, i materiali, questi a parte le piante e parte anche la palma, sono tutti in polistirene escoso. Viene fornito in lastre, quelle famose lastre che si mettono negli intercappedini in edilizia per sonorizzare gli ambienti. Vengono tagliati ovviamente nella forma in cui bisogna costruire la scenografia, poi vengono incisi con un microsaldatore e poi assemblati e colorati. La palma, il tronco della palma è sempre in polistirene estuso, mentre le foglie della palma sono quei nastri adesivi bio che si attaccano tra di loro, che si usano per pitturare casa, no? Per tirare il legno, per coprire il legno e poi dare sopra il bianco, ok? Poi colorato. Gli olivi invece sono fatti con il stucco, i tronchi, e invece per quanto riguarda la vegetazione è un Teloxys aristata. È una pianta che originalmente si trova in Olanda, poi sono stati fatti tutti i trattamenti del caso chimicamente, per cui questo tipo di colorazione resta nel tempo. Allora, con Claudio De Lucchi ci ritroviamo subito dopo la pausa pubblicitaria, tra poco. Allora, prima di tornare da De Lucchi, siamo arrivati alla quarta parte della nostra trasmissione, vado da questa signora che si chiama Francesca. Sì, Francesca. Ecco, senta, perché visitare questa mostra? Per trovare l'ispirazione per come fare il presepe a casa o l'ha già fatto? No, l'ho già fatto, è più che altro per curiosità e per farlo vedere alla bambina. Cioè, anche perché se non si colgono queste occasioni, sì. Com'è il suo presepe? Semplice, non così preparato, non così particolare, cioè la capanna è semplicissimo, insomma, questi sono bellissimi, cioè dai più moderni a quelli più classici, insomma, ecco. Il suo presepe lo rinnova o a casa o è sempre lo stesso? Adesso l'ho fatto nuovo. Com'è? Nuovo qui perché sono venuta a abitare adesso. Quindi è nuovo ed è semplice. Piccolino? Piccolino, sì, in più qualcosa sempre inerente al presepe, sull'albero di Natale, eccetera. Vero? Come si chiama questa bambina? Come ti chiami? Margherita. Quindi, senti, cosa ti aspetti da Babbo Natale, Margherita? Cosa ti porta Babbo Natale? Cosa vuoi che ti porti? Beh, io come regalo ho ricevuto
mini da costruzione con la spiaggia. Perfetto. Ma se dovessi farti portare qualcos'altro, cosa vorresti chiedere? Cosa chiederesti a Babbo Natale? Io non lo so. Non lo sa la creatura, quindi, ma qualcosa ti porta secondo me. Ma com'è Babbo Natale secondo te? Beh, rosa, bianco e rosso. Rosa, bianco. Torna a dirmi, scusa che non ho capito. Rosa, bianco e rosso. Ha capito che sono un po' sordo e quindi Margherita. Buon Natale allora Margherita. Auguri. Sì. Mi fai gli auguri anche tu? Digli auguri. Auguri, Non basta. Grazie signora, arrivederci. Allora, dallo stupore e la spontaneità dei bambini torniamo... La finalità poi dei nostri lavori è questo, i bambini. Si fermano volentieri davanti alle vostre... Certo. Questa è una grande soddisfazione. Senti, corsi regionali di tecnica presepistica a Villa Manin di Passariano, ma questi 40 iscritti che profili hanno, dei più disparati? Sì, abbiamo avuto degli infermieri, Che hanno bisogno di rilassarsi? Sì, adesso ancora di più. Purtroppo, anzi approfitto di ringraziare tutta la parte sanitaria in questo momento delicato. Ci sono poi operai, pensionati, perché i corsi l'hanno fatti dai 27 anni il più giovane ai 70 anni il più vecchietto. Disperata scelta, insomma, non è che ci sia un indirizzo particolare. Questo qua li lega un fattore comune che è la passione. Chi lo fa a tempo, come dire, durante il periodo natalizio, chi lo prepara già da gennaio per l'anno venturo, no? Per cui questo è quello che ci comuna, la passione. E i corsi sono nati con un intento, quello di riuscire a trasmettere alle nuove generazioni la passione del presepio. Questo è stato sempre il nostro intento. I corsi ovviamente sono gratuiti, chi vi parla lo fa anche lui gratuitamente, metto a disposizione il mio piccolo sapere per andare avanti, e chi eventualmente vuole partecipare con il prossimo anno fa altro che telefonare a Villa Manin, che è la sede della Procol regionale, chiedere informazioni in segreteria ed eventuale prenotare. De Luca, per te sarà un Natale molto speciale? Lo sappiamo io e te, ma sarà molto speciale, no? Diciamo di Daniele, comunque sì, dalle ultime notizie sì, speriamo che poi sia una continuazione anche dell'anno prossimo in sì. Comunque sì, quest'anno sarà molto speciale per me. Sì. Quindi sì, io mi ricordo De Luchi prima del Natale 2020, quindi ovviamente io sono riservato, però sono felice, quindi questo posso dirlo. Quindi... Ti ringrazio, controcambio anche per quello che sappiamo, no? Verso di te, ok. Grazie. Quindi De Luchi, buon Natale due volte. Grazie. Noi adesso con il buon Bassi ci spostiamo perché abbiamo un'altra artista da incontrare, perché c'è il buon Pezzarini che veglia su di noi come l'arcangelo Gabriele. Non si vede, ma Pezzarini è sopra di noi. Il nostro Pezzarini di Buttrio. A tra poco. Ed eccoci, ci siamo spostati di qualche metro, sono con Patrizio De Marchi e di fatto vedete sempre lui, l'arcangelo. In questo caso abbiamo scherzato prima con il presidente regionale delle Proloco, appunto l'arcangelo annunciatore Gloria in Excelsis Deo. Excelsis Deo l'ho aggiunto io perché mi piace moltissimo anche questo presepe. Patrizio De Marchi, volontario. Questo fa parte, è una creatura del gruppo volontari dell'oratorio. Dell'oratorio di Latisana, diciamo, e la nostra attività è sorta circa 20 anni fa. Da prima eravamo seguiti dal maestro Magri Antonio e i primi presepi erano in stile partenopeo, stile napoletano. Dopodiché con l'andare del tempo ci siamo un po' raffinati e abbiamo cambiato anche il genere delle nostre opere, insomma, ecco, diciamo.
La nostra società, la nostra attività diciamo, è formata da volontari che operano appunto all'interno dell'oratorio di Latisana. All'inizio operavamo anche con dei ragazzi, adesso invece siamo solo di persone adulte, diciamo, ecco, e dedichiamo il nostro tempo durante delle serate. Diciamo, i nostri presepi, diciamo, noi abbiamo partecipato a diverse mostre anche diciamo, a livello internazionale, tipo quello di Verona, tipo quella di Massa Martana Perugia, nelle nostre parrocchie, diciamo, di Latisana in particolare, ma anche nelle vicine, diciamo, parrocchie del comprensorio della Bassa Friulana. Insomma. De Marchi, quante mani ci sono? Quanti hanno lavorato? Qua hanno lavorato in 4-5 persone, diciamo. Questo era uno dei presepi di quelli fatti all'inizio, adesso lavoriamo circa in 4 persone. Può essere modificato una volta che lo realizzi? Questo genere no, diciamo, questo genere no. Infatti ne avevamo anche altri di queste dimensioni e con l'andare del tempo, visto che il materiale utilizzato, diciamo, si deteriora, abbiamo dovuto anche disfarli, diciamo, ecco. Dove è ambientato? Questo è ambientato in Palestina. Mentre con i nuovi presepi che abbiamo fatto, lo stesso sono ambientati come in Palestina, però stiamo cercando anche di cambiare genere, ad esempio quello che abbiamo portato quest'anno a Verona rappresenta un paese alpino. De Marchi, ce n'è un altro che di fatto è firmato da il vostro gruppo, noi magari piano piano ci spostiamo così il nostro Paolo Bassi ci raggiunge e si trova proprio qui al centro. Sì. Ma questo rappresenta, diciamo, un villaggio rustico, diciamo. Villaggio rustico nella Tisanese? No, un villaggio rustico, diciamo che poteva essere un villaggio rustico contadino di una volta, insomma, ecco. Questo è il genere che più o meno adesso ci stiamo orientando. Ecco, le persone che l'hanno realizzato sono sempre le stesse? Le persone che l'hanno realizzato, esatto, sono sempre le stesse. Ecco. Ecco, io mi sposto e di fatto do lettura dell'opera, della seconda opera dei volontari dell'oratorio Latisana, la Sacra Famiglia in un borgo contadina. Materiale di recupero, polistirene lavorato con taglio a filo e taglierino, riproduzione dei mattoni delle facciate con saldatura a caldo, stesura a stucco a spatola e pittura finale. Anche questa è una delle 50 opere, ve lo ricordo ancora per chi si fosse messo seduto comodo a casa e connesso al canale 11 di Telefriuli, è una delle 50 opere presepiali che potete venire a visitare appunto qui nella chiesa di Sant'Antonio Abate a Udine in piazza Patriarcato. Che attività svolge la vostra associazione oltre a quella dei presepi? Ma noi ci occupiamo prevalentemente dei presepi perché adesso, diciamo, l'oratorio si è formato ultimamente di un gruppo di altre persone che seguono, diciamo, altre attività. Noi prevalentemente ci occupiamo solo di presepi, diciamo. Quest'estate abbiamo fatto anche all'interno dell'estate ragazzi, ci sono avvalsi della nostra opera per poter, diciamo, insegnare a dei ragazzi appunto la tecnica presepiale che riguarda più o meno questo tipo di genere, quello del maestro De Lucchi, perché alcuni nostri componenti hanno anche partecipato al corso presepe organizzato in Villa Manin. Allora, grazie a De Marchi. Intanto io voglio mostrarveli pian piano anche gli altri presepi. Questo è quello di Fra Oreste Franzetti di Gorizia, che si intitola Nei ricordi una vita nasce, polistirene, legno, das e sughero. Prima di andare in pubblicità e chiudere questa quarta parte vi mostriamo anche questo presepe che è firmato da Giuseppe Castagnaro, il presepe di San Francesco, anche qui il polestirene, stucco, colori acrilici, elementi naturali. Questo invece è il presepe firmato dall'associazione triestina Amici del Presepe e vedete che tutti hanno le mani rivolte verso la grotta dove è nato nostro Signore. Andiamo in pubblicità.
Quinta parte dello scrigno, sono con Alessandra Spizzo, lo ricordiamo, originaria di Colle Rumiz, quindi la bella Tarcento, invece adesso è un udinese a tutti gli effetti. Udinese a tutti gli effetti, sì. Allora, ci siamo visti per un attimo prima nell'altra frazione dello scrigno, ci può raccontare un po' le sue opere? Bambini? Bambini, ho intitolato questa installazione Il Natale di tutti i bambini e penso che il Natale, momento di nascita e rinascita, vada dedicato a tutti i bambini, perché tutti i bambini hanno uguali bisogni, hanno uguali necessità e hanno uguali diritti, soprattutto di amore, ma anche di pace, ma anche di ospedali, ma anche di istruzione. E quindi qua c'è una selezione dei tanti ritratti che ho fatto, ce ne sarebbero tanti di più, che rappresentano i bambini del mondo. Senta, da chi ha imparato? Ho lunghe scuole. Io ho iniziato da piccola con la ceramica con Boldi a Tarcento, che era molto accogliente, e poi fatto vari tragitti. Al di là di avere una laurea in storia dell'arte, ho frequentato la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, la Scuola d'Arte Giovanni da Udine e vari artisti. Per esempio si può intravedere che ho frequentato anche l'atelier di Cavazzon, ma anche di Favotto. Giovanni Cavazzon? Esatto, esatto. Conosco. Esatto. Senta, il materiale? Materiale ceramica il bambino Gesù e poi i ritratti sono grafite e tempera su cartone. Signora, grazie e buon Natale. Buon Natale. Allora, in questo angolo di questa esposizione di presepi, con il nostro Paolo Bassi mostriamo questa opera, che è quella di Luigi Zuppelle, intitolata Amore Eterno, e il materiale usato è legno di tiglio lavorato a mano con sgorbie e scalpelli. Vedete che sono queste due sagome che si stringono le mani, e nel mezzo appunto c'è il Gesù bambino. E poi ancora l'opera, andiamo a Premariaco, da Renato Gentilini, Pacem in terris, gloria in excelsis Deo. E vedete che di fatto anche su quest'opera si richiama quello che avevo citato prima sull'opera degli amici di La Tisana. E vedete questo quadro, questa sorta di vassoio molto vissuto che è al centro di questa esposizione. E poi c'è Gabriele Barbot di Lignano Sabbiadoro, Soli Deo Gloria, essenza di legno, lavorazione contornio a mano libera. Vedete che ognuno poi interpreta il presepe a modo suo, e c'è quell'angioletto che è in quella specie di nido di cicogne, sembra di essere quasi a Casalilini a Fagagna, dove appunto c'è la patria delle cicogne. E qui un po' più a sinistra Valentina Del Fabbro con l'Adorazione dei Pastori, una riproduzione in miniatura del dipinto del Giorgione realizzata con acquerelli a tempera e su pergamena. Eccolo qui, questo intimo quadretto posizionato su questo piedistallo. E voglio mostrarvi ancora qualche presepe, come quello di Giuseppe Muser di Casteons, l'Adorazione dei Pastori, legno di tiglio intagliate, qui alla mia destra, con queste statue in rilievo, con questi colori piuttosto decisi. Li vedete qui che di fatto danno il benvenuto a chi entra in quest'ansa della mostra allestita dall'Associazione regionale Fra le Proloco del Friuli Venezia Giulia. E poi vorrei avanzare ancora verso questo presepe che sta per riprendere in questo momento il nostro Paolo Bassi, è appunto il presepe di Fabio Sirocco di Versutta di Casarsa della Delizia, quindi siamo in provincia di Pordenone, il creato scolpito con dell'intaglio del legno, gli elementi naturali. E qui invece è una superficie molto più piatta, che è firmata da Leonardo Sessolo, La magia di legno, intarsio di legni vari, la vedete in questo
momento con le riprese del nostro Paolo. E poi c'è Alessandro Culos di Valvasone, Arzene, Pordenone, con la forza di un padre nel cuore, di una madre, legno, ferro, marmo per il mosaico. E qui ci sono vari materiali che si intrecciano. Adesso io mi sposto e vorrei andare da questa parte dove troviamo un'altra opera d'arte che è firmata da Valentina Bott, in questo caso di Torsa di Pocenia, e vedete che ci sono questi due coppi, uno rosso e uno blu, nel mezzo quella sorta di culla che trattiene quel piccolo esserino, e quindi non solo mattoni, materiali di recupero, tavelle, coppi, cerchio di ferro, colori acrilici. E poi c'è Aldo Meneghetti di Rivignano Teor con la brace senza varie di legno intarsiate. Qui invece le dimensioni aumentano, sono quelle di Franco Fancello di Cormons con Natale in paese, compensato cartongesso, legno, colori acrilici. E poi c'è ancora Gianni Pilosio di Varmo con il borgo piccolo, materiale di recupero, tavolette di legno, cartone, alluminio, colori a tempera e vernice. Eccole qua. E questa stella di Natale che sorvola, passa proprio sopra questo presepio. E poi c'è Marcello Fabris di Qualso di Rana del Royale che ha voluto rappresentare l'antica chiesa di San Silvestro Papa a Premariaco, sede appunto della rassegna Presepi Natale a Premariaco. Guardate che bellezza e che precisione e quanta profondità a questo presepe che vede quella chiesetta, questa cappellina in fondo e il campanile a dominare la scena. E poi c'è l'associazione Borgo Creativo, gruppi presepi di Bolcenico, con Innocente Jans, il Natale dei poveri, opera con figure in legno dipinte in rilievo, grazie al nostro Paolo Bassi che vi mostra quello che vi sto raccontando con poche parole. Poi c'è Natalia della Longa Greati che con cotone, perle baguette, Swarovski, filo all'uncinetto ha rappresentato la Sacra Famiglia in merletto a filette. Qui invece le dimensioni aumentano, è un balcone di ruoso rosa Chetti di Porcia, la Sacra Famiglia, legno di abete, contorni delineati a pirografo, campiture dipinte con colori per legno. E qui ancora c'è la targhetta che ci ricorda che questo è il centro di aggregazione per anziani, la Rosade di Moggio Udinese, che ha creato l'armonia in compensato, tessuti vari e colori acrilici. E chiudiamo questo racconto con Cinzia Cecchin, il presepe Piccino Picciò, lino, cotone, filo metallico, legno, merletto a tombolo. E anche qui le dimensioni sono piccoline, qui c'è stato un lavoro di grande precisione. E vorrei mostrarvi queste due vetrine che sono firmate da Anna Maria Fanzutto, Finalmente il vento, e dall'altra parte sempre la Fanzutto, firma Rinnovata tenerezza. Io direi che possiamo fermarci per la non ancora, e quindi io andrei da nostro Walter Pezzarini che salutiamo perché è qui, ma poi torneremo da te. Presentamelo tu questo signore. Questo è un altro artista molto conosciuto, insieme a Borta Celiberti abbiamo anche Flore Ancic, quindi adesso sarà lui che spiegherà la sua opera qui esposta nella chiesa di Sant'Abate a Udine. Buonasera Flore Ancic. Buonasera a voi. Allora andiamo dalla sua opera così ce la... Ecco. E qui invece che messaggio ha voluto trasmettere Flore Ancic? Ma diciamo che il tema ho preso la cometa. La cometa non è altro che dei corpi celesti. Questi corpi celesti li ho voluti umanizzare e dandogli questa fascia di luce dalla testa che indica la via ai Re Magi. Con espressione anche del volto una diversa dall'altra, che poi lo spettatore può interpretarla come... Potrebbe essere stupore? Ma sì, stupore e anche paura, perché insomma non è facile l'interpretazione di quel periodo
di questa cometa. Senta, che tecnica ha utilizzato? Lavoro con olio su tela, molto materica, sono dipinti che stanno 1 anno e mezzo prima di asciugarsi e di portarli via, per cui c'è un lavoro molto lungo. Senta, la pandemia ha inciso sul suo modo di fare arte, Floriancic? Ma diciamo che non più di tanto, anzi forse qualcosa anche ha migliorato, abbiamo avuto più tempo di pensare. Abbiamo avuto più tempo per pensare, ed è vero. Senta, a che opere sta lavorando? Adesso siamo nel periodo natalizio. Ma io dipingo sempre questi volti un po' folli. E sto lavorando sempre su una mostra che farò a breve qua in aprile alla chiesa di San Francesco Udine. Allora, io ringrazio Floriancic, ci fermiamo con un qualche istante d'anticipo e poi chiuderemo la sesta parte con la curatrice di questa mostra firmata da Umpli FVG. Saluto Spezza, che avevo visto nelle retrovie ma non so dove è andato, penso sia andato a casa, però c'è il presidentissimo Pezzarini e quindi andiamo in pubblicità e quindi ci becchiamo la curatrice e poi chiudiamo in bellezza con Pezzarini. Sesta parte dello scrigno, sesta e ultima parte, sono con Graziella Ranieri, che è la curatrice di questa mostra ed è anche una protagonista come artista all'interno di questa esposizione che raccoglie una 50ina di opere. Partiamo dal signor Boemo di Grado, che quindi anche lui a suo modo ha voluto raccontare il suo Natale. Certo. Lorenzo Boemo è un bravissimo artista di Grado che ogni anno propone un presepe diverso. In questo caso abbiamo una ricostruzione un po' bizantina, diciamo, fatta con fogli a oro, acrilici e tavole, che rappresenta appunto la natività e le varie fasi. Ci sono i pastori, ci sono i re magi, c'è la Betlemme dell'epoca, eccetera. Sopra abbiamo delle icone molto belle, fatte dalla signora Carlevaris Susanna, che crea sempre con le foglie di oro, acrilici, sempre su tavola, oppure anche su tela, queste belle maternità. Ecco, senta, quindi in attesa che vedremo fra poco nella ripresa di Paolo, qui veramente è stata data massima libertà. Sì, è stata data massima libertà, però comunque ho fatto una selezione delle opere affinché si sposassero bene un attimino assieme. Devono essere coerenti, insomma. Sì, anche come colori, come oro in questo caso, come stili. Allora, dicevo appunto che c'è molto di suo qui. Sì, ci sono molte opere mie fatte da me, oppure in collaborazione con un'altra persona che è un'artista milanese, la Manuela De Pregi, con cui abbiamo realizzato queste due opere. Provi a descrivermele, signora. Io mi diverto molto a fare con dei recuperi di riciclo, per cui in queste opere c'è la mia parte di riciclo creativo, in questo caso c'è dell'alluminio, del cemento, e la Manuela ha dipinto la base. Nell'altra opera invece come riciclo abbiamo del cuoio, della copertura di tetto. Quindi stiamo parlando dell'opera a destra. Adesso stiamo parlando dell'opera a destra, c'è del cuoio, della copertura di tetto in alluminio oppure di rame, cemento e ferro, e la pittura è della signora De Pregi. Ecco, giusto un accenno, quelle vetrine che guardano al passaggio dei visitatori invece portano la firma della signora Fanzutto. Maria Fanzutto, che ci ha portato ben 4 vetrine in questa mostra. Queste sono le prime 2, sono fatte con la creta ceramica che lei modella e praticamente fa queste statue. In questo caso abbiamo delle fanciulle tra virgolette angeli, direi io, che sono accanto a questa maternità stupenda, che con dei fiori oppure dei libri in mano, così. È una bellissima scena, diciamo, che è molto, molto coreografica, perché poi la signora ha voluto rendere anche la profondità di questa teca con dei rami, dei panneggi, eccetera. Senta, ma
Come possono essere utilizzate dopo la mostra, secondo lei? Ma la signora, in questo caso potrebbe essere, la signora fa moltissime mostre anche fuori dal Natale, diciamo, che comunque queste opere pur natalizie possono essere comunque mostrate in altre in altri periodi dell'anno. La signora fa molte mostre, magari escludendo la natività, uno può fare la mostra solo con queste fanciulle che sono veramente deliziose. Allora noi ci spostiamo verso quella che è l'opera che ci farà da sfondo alla chiusura, all'intervista di Walter Pezzarini. Anche questa è... Sì, questo qua è anche un lavoro mio. Praticamente qua si tratta di una lamiera attorcigliata, che in qualche maniera ho contribuito, l'ho trovata già attorcigliata, ma ho contribuito a renderla come una figura femminile, sulla quale ho messo della copertura di tetto in alluminio, ceramica, per fare il fanciullo. È una maternità in pratica e dei colori acrilici. Senta, una maternità sofferta? Ma una maternità no, sofferta. Io la vedo come una maternità un po'... Intanto sempre dolce, perché la maternità, almeno dal capo chino della Madonna, così è molto... che poi l'ho chiamata Madonna oggi, in questo caso, in questo contesto, se no potrebbe essere una qualsiasi madre. Qualsiasi madre, no, una maternità dolce, dai, non sofferta. Allora andiamo verso, questa c'è sempre alla Fanzutto, l'abbiamo già raccontata prima, questa è una signora che abbiamo descritto prima e arriviamo appunto in cima. E qui cosa troviamo? Questa qua è l'opera, diciamo, un po' principale della mostra, perché abbiamo una stupenda creazione, diciamo, della signora Anna Lostuzzo di Buia, che ha plasmato questa figura. Io l'ho visto, quando ho visto questo presepe sono rimasta molto colpito, innanzitutto per la posizione della Madonna, perché è molto inusuale, e del bimbo vicino, e vedi oltretutto questa Madonna che è poco più che una bambina, distesa così, stanca, spossata dopo il parto. E quello che ha colpito di più me è stato San Giuseppe, che è piuttosto vecchio rispetto a lei, che veglia su di loro, ma con le mani, è disperato, povero Giuseppe, dice: adesso cosa faccio, come posso venire fuori da questa situazione se non mi aiuta il Signore. Sopra questa costruzione ho voluto mettere quest'opera, che è di Luciano Beltramini, è un'opera molto semplice con della ceramica raku e dei rami, però mi è piaciuto averla perché proietta con la sua ombra e ingloba tutta quanta il lavoro della signora Lostuzzo. Sembra proprio che questo sole, o stella in questo caso, venga proprio a salvare un po', a sanare anche un po' la situazione, una speranza per questo povero vecchio. Signora, grazie, mi è piaciuta molto questa descrizione ed è molto emozionale guardare quelle tre figure. Allora, Pezzarini, siamo arrivati praticamente in fondo, dobbiamo spiegare ai nostri telespettatori intanto quando si può venire a visitare questa mostra. La mostra è aperta fino al 9 di gennaio, tutti i giorni, tutti i pomeriggi, dalle 3 alle 19 di sera, fino al 23 di dicembre. Dal 23 di dicembre, tutti i giorni, anche la mattina. Allora, dobbiamo spiegare lo spostamento, questo transfer da Villa Manin a Udine. Sì, il Comitato regionale delle Proloco già da una decina d'anni organizza durante il periodo natalizio una serie di eventi per la valorizzazione della tradizione del presepe. Abbiamo investito moltissimo su questa iniziativa e i risultati li stiamo raccogliendo. Una delle iniziative più importanti è stata da sempre la mostra dell'arte presepiale a Villa Manin. L'anno scorso la mostra è saltata per la pandemia. Quest'anno non c'è stata la disponibilità della villa perché dovrebbero partire a breve dei lavori di ristrutturazione dell'esedra, quindi non ci siamo persi d'animo. Con Udine c'erano già dei contatti con il comune di Udine perché negli ultimi 3 anni avevamo fatto una mostra in Galleria Modotti, abbiamo individuato questa chiesa che è destinata a mostre, che è di proprietà della Curia, che ci ha dato immediatamente, appena li abbiamo contattati, la disponibilità. Quindi venendo in questo sito molto importante abbiamo anche qualificato ulteriormente la mostra, come avete potuto vedere anche dalle interviste che avete fatto ai noti artisti della nostra regione, e i risultati ci sono già avuti. In questi primi giorni di apertura abbiamo già superato le 1500 presenze, quindi i risultati sono più che soddisfacenti. Walter, dobbiamo
spiegare anche questa musica che accompagna, no? la visita. Sì, perché fa un po' di compagnia di sottofondo alle persone che vengono qui, proprio per rendere più accogliente questi spazi dedicati alle natività. Arrivano famiglie, arrivano gruppi e quindi la musica è di sottofondo, di accompagnamento. Allora, stiamo per chiudere questo 2021, Presidente, illuminati da quest'opera di questa artista di Buia. Come guardiamo al 2022? Ma io dico che dobbiamo guardare sempre con fiducia, auspicando, sperando che l'emergenza sanitaria sia superata, in modo da poter ripartire con le iniziative che tempo per tempo noi organizziamo nei nostri territori, nei nostri paesi. L'augurio che io faccio a tutte le famiglie, a tutte le persone, che la luce della speranza ci guidi verso un futuro più tranquillo, più sereno. Non hai la sfera di cristallo, ma così, col tuo ottimismo, possiamo dire che forse Sapori Pro Loco quest'anno si fa? Ma noi siamo ottimisti e stiamo già mettendo i ferri in acqua per poterla realizzare, magari in un format un po' diverso, non lo so. Comunque appena abbiamo chiuso questa mostra partiamo subito per l'organizzazione di Sapori Pro Loco, auspicando che dopo 2 anni di sospensione si possa finalmente tornare a promuovere i prodotti dei nostri territori. Allora io ringrazio il Presidente regionale dell'Associazione Fra le Pro Loco, quindi grazie di cuore. Io vi ho voluto raccontare questa esposizione presepiale, venite a visitarla, è veramente a 2 passi dal centro di Udine, chiesa di Sant'Antonio Abate in piazza Patriarcato. Prossima settimana un altro appuntamento, un'altra visita con i presepi. Saremo a Castelmonte, quindi assieme al priore e ai frati che l'hanno allestita in quel luogo di grande devozione. Grazie al nostro Paolo Bassi per il consueto supporto tecnico, alla prossima, auguri.